Cari amiche, buon pomeriggio, ben ritrovate. Con questo mio video, con il quale vado a concludere la serie di presentazioni della mia collezione invernale, vi presento dei capi luccicosi, dei capi particolarmente adatti a queste feste che sono già in arrivo. E ne approfitto anche per farvi gli auguri delle buone feste. Allora, vado a presentare inizialmente questo completino, questo twin set. Questo è un abitino in disegno jacquard, lana nera e interamente lavorato in laminato argento. Questo che si vede chiaro non è bianco, non è ghiaccio, ma è interamente laminato argento, come potete vedere. Questo twin set è composto da un abitino smanicato, vedete, interamente in maglia jacquard, ma con delle rifiniture nello scalfo, rifiniture uncinetto, rifiniture che poi vengono riprese anche qui nella scollatura. Può essere utilizzato così come abitino già di per sé elegante, come abitino smanicato, oppure completato da questo giacchino che riprende con le sue maniche, riprende e completa l'abitino. Giacchino che si può abbottonare, ecco qua, così, oppure, ripeto, con le braccia nude, indossando quegli scaldabraccia che vi ho fatto vedere nel precedente video. Vi faccio vedere da vicino la lavorazione dell'argento. Vediamo se il video, ecco, il video permette di vedere il luccichio del laminato argento. La manichetta rifinita uncinetto, il giacchino che si può indossare anche su un lupettino nero e un pantalone nero a prescindere dal vestitino, quindi il giacchino può essere indossato anche a parte, non è necessariamente obbligato a corredo dell'abitino. Vedete anche sotto c'è la lavorazione uncinetto tutto nel perimetro del giacchino. Mostrare questo abitino, io ho coordinato questo scialle perché gli si adatta molto, essendo anche questo scialle uno scialle a mosaico, interamente uncinetto, molto bello. Sono tante stelle di Natale unite a mosaico, ci sono le stelle interamente in laminato, ma tutto il filato bianco di per sé è arricchito dal laminato oro. In più ci sono anche applicazioni di perline nella trama. Adattissimo per una serata festiva, caldo e bellissimo. Lo avevo coordinato con questo abitino, un abitino, ve lo avvicino un attimo, un abitino lavorato interamente in lana e gru e laminato oro. Ecco qua, si vede come luccica l'oro, interamente tutto lavorato in lurex oro e lana e gru, tutto interamente in maglia traforata, quindi molto elegante. Anche questo luccichio lo rende adattissimo alle feste, al Natale, a fine anno. Questo collo che potete vedere, questa scollatura a coste dove sono applicate delle perline, anche questa è realizzata sempre tutta con laminato, e polsino
a riccio che riprende con l'oro, con questo maxi twin set che è composto da un bellissimo scialle tutto interamente uncinetto, dalla sua giacca coordinata, il basco e la canotta in oro. Ora vi faccio vedere nel dettaglio. E allora cominciamo con lo scialle. Ecco qua, guardate che bello questo scialle interamente uncinetto, molto grande, bellissimo, morbidissimo perché la lana è molto soffice. Questo colore cammello è arricchito con un perfilo di lurex oro e dall'applicazione di queste roselline laminate che si intervallano nella trama della lavorazione. Roselline in laminato oro e lana lurex bianca e oro. Ce ne sono diverse nella trama, ce ne sono piccole, ce ne sono grandi. Vedete che sono belli questi ventaglioni morbidissimi. Alla fine dello scialle poi ritroviamo queste mattonelline composte dalle roselline bianche e lurex con dei petali oro all'interno di una mattonellina sempre di lana cammello. Si intravede il lurex oro nelle rifiniture, morbidissima, elegantissima, da poter utilizzare anche come scaldacollo. Questo scialle è coordinato con la sua giacchetta. Guardate che bella questa giacchetta. Riprende i ventaglioni dello scialle. Per tutto il perimetro ritroviamo la lana bianca e lurex oro con applicazione di perline in questo rosone centrale. Guardate che bello questo rosone, questo disegno centrale nella schiena, molto particolare. Manichetta con un piccolo accenno di volà e delle perline applicate alla fine della manichetta a 3/4. Questa è la scollatura e guardate la manichetta con questa rosellina che tiene insieme l'apertura della manica, quindi la manica ha la spalla nuda e questo è il suo basco che riprende interamente il disegno dello scialle e della giacca, i ventagli, la rosellina bianca, il lurex oro e le perline. Adesso passiamo all'oro. Vi faccio vedere questa blusa, una blusa gilet smanicata, in maglia smanicata ma rifinita uncinetto, tutta rifinita in lurex oro con l'applicazione di perline, lurex oro anche nell'apertura del perimetro, vedete, con delle bellissime fasce in laminato oro. Vedete anche le fasce si ripetono anche dietro.
questo gilet per dare un punto luce, quindi per illuminarla un po'. C'è questa bellissima coccarda e una spilla, si può togliere e utilizzare anche a parte su un cappotto, su un altro maglione. Una spilla che però riprende la maglia, il lurex oro, le perline che si ritrovano nella scollatura e anche in questo simpaticissimo cappellino coordinato. Vedete? Cappellino con la stessa maglia, lo stesso lurex oro, le perline che poi ritornano anche sopra la calotta. Vedete? Molto particolare, molto elegante. Io l'ho adattata, coordinata con questa elegantissima blusa tutta in oro, ma non è per tutti i gusti questo eccesso di oro. Io l'ho coordinata per farla risaltare, ma non è per tutti i gusti, quindi potrebbe anche andare benissimo su una elegantissima camicia bianca, sarebbe proprio eccezionale, che riprende il colore delle perle e quindi sarebbe eccezionale con una camicia bianca sotto. Molto molto elegante, adattissima a una serata di fine anno. Vi presento una blusa. Da lontano può sembrare una blusa semplice di colore di lana bianca, ma se ve la faccio vedere da vicino è interamente bianco e laminato argento. Una maglia a coste, ma la lana è bianca e argento. Spero si riesca a poter vedere il luccichio della maglia. Blusa che ha la particolarità di essere utilizzabile anche come coprispalle, perché come potete vedere la spalla è lavorata unginetto, quindi una spalla e un accenno di manichetta tutta interamente traforata, lavorato unginetto con queste applicazioni di queste roselline e questa manichetta con una piccola ruche dove c'è una doppia balza unginetto con la rifinitura in laminato argento, ma tutta la maglia è tutta bianca e argento. Anche sotto abbiamo tutta la lavorazione unginetto, tutta attorno, e vedete la scollatura si addice ad essere utilizzata sopra un abitino scollato, che vedete come la scollatura è tutta lavorata all'unginetto, quindi tutta traforata, utilizzabile con un doppio uso, sia da blusa a nudo sotto e sia come coprispalle su un abitino molto scollato, perché ha questa apertura così a coprispalle che è adattabilissima ad essere indossata sopra un abitino scollato, oppure addirittura può essere utilizzata, perché no, anche come scaldacollo, elegantissima anche come scaldacollo. Come potete vedere si addice moltissimo a uno scaldacollo avvolgente, caldo, luccicoso, molto elegante. Vi faccio vedere la maglia da vicino. Bianca e argento. Questi sono i fiorellini dello scollo. E la manichetta. Veramente elegantissimo. Blusa che è corredata con la sua pochettina. Guardate che graziosa, che allegra questa pochettina a mezzaluna.
lo stesso filato, bianco e argento, le stesse sferette che si trovano anche nelle roselline della blusa, e foderata con una fodera di colore argento che fa risaltare il traforo. Ecco qui un altro capo molto elegante da poter utilizzare sopra un abitino scollato o anche, perché no, su un maglioncino. È una cappa in morbidissima lana verde bosco, arricchita da un filato melage che riprende parecchi colori, avendo le sue sfumature cambia colore per tutta la sua lavorazione, ed è rifinita per tutto il perimetro con questo filato, vedete, sia nel perimetro che nello scollo potete ritrovare questo filato. È un filato molto particolare, guardate che elegante. L'avete già visto nelle stole in altra tonalità, filato che è arricchito da paillette, da un lurex oro, questi fiocchettini molto particolari che restano a rilievo, e cambia sfumatura, cambia colore nella lavorazione, perché è un continuo cambiare di sfumature. Vedete, dal turchese passa al verde, interamente foderata, con tutta questa lavorazione uncinetto nello scollo e questi due bellissimi bottoni gioiello. E concludo la mia presentazione con questi due super luccicanti accessori. Sono due piccole stole che possono completare qualsiasi abbigliamento natalizio o di fine anno, molto luminosi, molto luccicosi, perché sono interamente in paillette, questa colore argento, vedete, interamente tutte in paillette, con una rifinitura uncinetto, e una frangia molto lucida, morbida, in versione rosso, adattissima sia al Natale che al Capodanno. Anche questa tutta interamente in paillette, bellissima. Anche questa con la sua piccola rifinitura uncinetto e la sua balza in tinta, lucida, morbida. Cari amiche, sono giunta al termine del mio video e della mia serie di presentazioni di creazioni invernali. Con questo video, come vi dicevo, concludo la stagione invernale e mi preparo per la stagione estiva. Ne approfitto per salutarvi, per farvi degli auguri, per augurarvi buone feste, anche se quest'anno l'augurio di buone feste unicamente viene dedicato alla salute, alla serenità, alla tranquillità e a quegli affetti che si possono curare, si possono condividere con queste ristrettezze che sono state presentate ultimamente dal decreto. E quindi possiamo solo goderci questo Santo Natale e questo fine anno solo nella speranza di essere perfettamente in salute e di augurarci un nuovo anno che ci farà dimenticare tutte queste tristezze, questi sacrifici, queste mancanze, queste privazioni. Care amiche,
Vi ringrazio per la vostra pazienza, disponibilità, per il vostro affetto e per il vostro apprezzamento. Spero di ritrovarvi anche per l'anno prossimo. Un buon anno, un buon sereno Natale e un buon fine anno. Auguri amiche.